O bianco o nero vi è offerto da Pasta Zara. Carissimi telespettatori di O Bianco o Nero, benvenuti per questa puntata, una puntata che riguarderà un personaggio solo, un'intera intervista che sono sicuro che accarezzerà sicuramente le vostre emozioni. Intanto ringrazio Diego Dalla Palma, grazie per essere con noi, Diego. Grazie a te e grazie a voi. Allora, partire dalla montagna, mi viene sempre in mente Enego, questo posto meraviglioso sull'altopiano di Asiago, e poi dopo una montagna benedetta da tutto, perché avete tutto. E poi dopo far fortuna, grazie anche alle tue capacità, non soltanto in Italia ma nel mondo. Io credo che questo sia già qualcosa di importante. Ce ne va? Io penso sì che la fortuna sia stata anche... No, far fortuna, far fortuna è qualcosa di diverso. No, beh, far fortuna, ma la fortuna, se tu puoi cercarla, puoi cercare di far fortuna, ma se la fortuna non ti osserva, non ti guarda, non ti incontra... Tu puoi fare tutto quello che vuoi, poi la fortuna in realtà non ti segue, non ti calcola. Io penso nella mia vita di aver avuto anche molta fortuna, ma penso di aver cercato sempre il merito. In una società invece attuale dove il merito passa in secondo piano perché basta essere noti, si cerca la notorietà e si confonde il termine notorietà con successo. Invece il successo è una cosa, la notorietà è un altro aspetto diverso. Si può essere noti facendo gli imbecilli e diventi notissimo. Succede spesso ultimamente. Però è difficile che facendo gli imbecilli tu abbia successo, anzi non è possibile. Il successo parte dal merito. Diego, com'è che ti piacerebbe, oggi come ti piace essere presentato, come stilista o come scrittore? Perché io ho letto alcuni tuoi libri che sono degni quasi da bestseller. Ma io sinceramente... Forse tu non ci crederai, ma io sono in un momento della mia vita gioioso, ma proprio per questo, e proprio perché sto coi piedi per terra, non mi considero proprio niente. Mi considero una persona che svolge con rigore il proprio lavoro, ma non mi considero scrittore, non mi considero neanche esperto d'immagine, mi considero un curioso della vita, che man mano che passa il tempo vede che meno sa e meno è. Più passa il tempo, se si ha un pizzico di intelligenza, ci si dovrebbe dire da soli, ma come sono poco, ma come so poco. Sai e più meno conosci. Vero? Io sono in quella fase lì, credo di sapere tanto, ma sapere pochissimo rispetto a quello che potrei sapere. E credo di essere un uomo sicuramente che ha fatto un percorso interessante, però poca cosa, perché poi il tempo indebolisce tutto, gli anni ti portano lontano da tutto, te ne devi andare e lasciare tutto. Quindi. Mi viene in mente dal make-up a uso professionale, eccetera, poi dopo hai avuto una svolta con un libro che è La bellezza interiore. È stata una svolta anche, non soltanto professionale, ma anche di credo, un ricercarsi. Ma io sono sempre stato convinto che una donna, un uomo, siano affascinanti quando hanno personalità, quando hanno intelligenza. Quindi il mio credo è sempre stato quello della bellezza, è sempre stato legato al sostegno alla bellezza interiore. Ma la bellezza interiore non è una cosa vaga, uno dice ma che cos'è la bellezza interiore? La bellezza interiore è il supporto di un'intensità esteriore e tu non sei intenso esteriormente se sei bello e basta, perché poi la bellezza passa, è come lo yogurt, passa, c'è una scadenza. E invece l'intensità, la personalità, una certa identità, la curiosità, un po' di cultura, fanno la differenza che nel tempo e poi invecchiando ti fa apparire lo stesso una persona interessante anche se hai un bel po' di anni. Una persona che comunque cerca di leggere anche nelle righe storte del libro della vita, cerca di mettere in quadro tante cose, no?
Mi viene in mente in questo momento, in questo preciso momento, che è un aspetto culturale importantissimo, dove c'è un grandissimo distacco dell'uomo sulla politica, non ci sono più valori, non ci sono più punti di riferimento. La famiglia, insomma, ha ceduto un po' lo scettro, un po' a una società che mi pare molto ambigua. Come la leggi? Da un lato è vero, dall'altro però cosa è stata la famiglia fino a ieri? Se la famiglia si intende, per esempio, mio padre e mia madre, visti da fuori erano una famiglia perfetta, ma mia madre aveva il mal di vita e l'ha avuto per 30 anni, quindi lei mangiava a una certa ora, mio padre a un'altra ora, Natale non esisteva, Pasqua non esisteva, papà doveva soccombere, mamma faceva in modo che tutto fosse concentrato su di lei. Io ero triste, la sera mi arrivava una telefonata dove mia madre piagnucolava e diceva delle cose, io ero malinconico ed ero preoccupato perché non trovavo una soluzione. Allora io mi chiedo, quella è una famiglia? O quello è un nucleo che si è messo insieme catastroficamente e arranca e va avanti per darsi comunque un po' di forza? E quante famiglie sono così? Ma c'è una speranza per tutti noi, voglio dire. Allora si parla sempre che delle famiglie, quando educano la propria prole in maniera, diciamo, canonica, eccetera, vengono figli più felici, eccetera, oppure figli più intelligenti, eccetera. Allora in questo caso sono stati terapeutici i tuoi. I miei sono stati terapeutici, ma perché francamente non ci siamo neanche posti, nessuno dei tre si è posto, né mio padre né mia madre né io ci siamo mai posti, forse da ignoranti, non ci siamo mai posti il problema di se eravamo o no una famiglia, non ce lo siamo mai nemmeno posti, si viveva la giornata. Io penso che quando si vuole a tutti i costi far vedere la famigliola, che la domenica si veste bene, che deve andare al supermercato il sabato pomeriggio, che la sera bisogna stare davanti al televisore a vedere Carlo Conti piuttosto che un altro, bisogna stare attenti che i vicini non gli dica niente, perché se per caso sta attento che non te veda che te hai braghe corte o che te hai a coto e a corta. E questo, io penso che siamo degli imbecilli, non siamo una famiglia, e quindi siamo una famiglia di imbecilli. E io credo invece che una famiglia debba volare più alto, debba dare delle indicazioni ai figli, ma lasciarli vivere, lasciarli volare, lasciarli andare. Sono i figli che sono padroni della loro vita. Inneschiamo due rapporti. Intanto questa qua ce la conserviamo per dopo, su quelli sono i rapporti valoriali anche tra uomo e donna, cioè voglio dire la stessa identica cosa. Ma mi viene in mente, sarebbe stata la stessa cosa a Enego trasportare la tua famiglia a Milano, in una grande metropoli, avresti sofferto molto di più, o secondo te ti sei mai posto la domanda di come hai sofferto, di come hai vissuto quel periodo della tua vita? Se a Enego poteva essere diverso che... Io ho sofferto non per non essermi potuto portare con me, non aver potuto portare con me mio padre e mia madre. Ho sofferto perché loro non volevano venire con me a Milano, non hanno mai voluto venire con me a Milano, e ho sofferto perché volevo portarli in pianura e quindi in una città importante, perché mi sembrava di ricompensarli di tanti sacrifici, di tante pene, di tante privazioni, ecco questo. Ma onestamente io penso che dove sono stati siano stati bene, anche perché ormai la loro vita era formata. No, ma io facevo un discorso, vivere, c'avevo la crescita, crescere a Enego se era in un piccolo centro montano, e crescere nella stessa identica famiglia a Milano se avrebbe avuto un risvolto diverso. Sì, certo. Il problema è che crescere confrontandoti in continuazione con tante realtà è molto più stimolante. A Bassano del Grappa, uno che cresce a Bassano del Grappa rispetto a Enego, rispetto a Foggia, o rispetto a Gallio, o rispetto ad Asiago stessa, cresce, ecco, già Asiago è molto simile a Bassano sotto certi aspetti, ci sono più confronti, ma confrontarsi è importante. Infatti io dico sempre agli abitanti di Enego, non fermatevi dietro quello che conoscete soltanto. Il confronto è di fondamentale importanza, confrontarsi giù sui binari di un treno a Primolano, o confrontarsi sotto un cielo di stelle sul Monte Lisser, ma con persone, con movimenti, con stimoli, con libri, con musiche, con cose interessanti. È quello che fa la differenza, non è il posto dove sei tu che fai la differenza. Se tu vai a cercare il confronto, cresci e diventi un uomo importante. Se tu non cerchi il confronto, puoi diventare allora un eremita altrettanto interessante, ma l'eremita ha una sua regola, e l'eremita va rispettato. Il coglione no.
mi pare anche molto chiaro come concetto. Poi il coglione ci sta bene, insomma, perché oramai mi pare che le parolacce siano di serie A e di serie B, alcuni se le possono permettere, altri no, e questo credo che sia una bestialità, quando sono ben dette non sono neanche volgari. Io però ti dico, io che ho ogni tanto la parolaccia, sono anche però un attento critico di me stesso. Nei convegni a cui partecipo spesso dico quella parola CA2ZO che viene facile, e poi altre magari tipo quella che ho poco detto. Attenzione però, io in questo mi autocritico, perché comunque è un segnale di debolezza, non è mai un segnale vincente la parolaccia, è un segnale di... Però può essere anche un intercalare e a un certo momento poter creare più interesse. È una ricerca di consensi. A volte però ci sta. Sì, a volte ci sta. È liberatorio. È liberatorio, però comunque è una ricerca di consensi. Io dico la parolaccia per strappare questo effettaccio, per dare una botta di teatro, quindi ho detto questa parolaccia e adesso mi sono ingraziato un po' di gente. Mi piace la tua analisi, insomma, io sì. La penso poi in maniera diversa, nel senso che ogni tanto ci sta pure, insomma. Sì, ecco, anch'io lo penso, però è anche bello nella vita essere altrettanto incisivi senza usare parole. È un po' come la rovesciata di riva, bisogna saperle dire, se certo, non le sai dire diventi ridicolo, anche questo è vero. Ecco una considerazione, allora la gente, secondo te, in un piccolo centro come tu hai vissuto, fa molto più male che in un grande centro, oppure mi sbaglio io? Che cosa? La gente, le chiacchiere della gente. Ma le chiacchiere della gente, In un piccolo centro, immagino. Io per fortuna ho superato tutto questo da tempo, perché le chiacchiere della gente non mi hanno ferito quando ero in un'epoca, in un tempo e in un'età in cui potevo essere ferito. Poi avere i miei genitori vivi mi procurava delle insicurezze, degli imbarazzi, ma i miei genitori non hanno mai giudicato me, non mi hanno mai in qualche modo portato a fare non mi hanno mai fatto domande scomode, forse mia madre un paio di volte, ma insomma poi lei rideva, era una donna a modo suo libero. Le chiacchiere della gente, onestamente, che ci sono un po' dappertutto in tutti i paesini, perché siamo convinti che poi qualcuno mi dice Enego, le chiacchiere della gente, ma Enego perché Enego, un altro paese perché un altro paese, tutti i paesi hanno questo problema, è un problema che vale in Italia, dal sud al nord, in Grecia uguale, in Francia uguale, in Spagna uguale. Io credo che bisogna farsi forti e superare questo tipo di cosa e soprattutto non avere come riferimento quel luogo dove chiacchierano e ti rovinano la vita, e soprattutto non frequentare quel tipo di gente, quello è fondamentale. Poi per il resto si può star bene dappertutto. Mi viene in mente anche una considerazione che aveva fatto tanti anni fa Walter Chiari, che io non dimenticherò mai di amarlo anche per sempre, quando diceva che in un momento di disgrazia anche il miglior tuo amico, insomma, un po' ci gufa, un po' è contento, dando senso di una società cattivella. Sono d'accordo. È vero? Sono d'accordo. Io sono d'accordo. È un'analisi che tanti dicono no, però... Ho lavorato con Walter Chiari, era un uomo assolutamente straordinario perché aveva personalità, ma a modo suo era un uomo libero. Era un uomo molto libero e faceva a modo suo, poi accumulando un mucchio di critiche. Ma io sono assolutamente di questo avviso. Tu fai in fondo quello che vuoi, perché troverai sempre qualcuno che se no ti mette il bastone fra le ruote, e in ogni caso anche per quanto sia contento dopo che hai vinto la lotteria di Capodanno, che ti sei fatto una bella casa, che fai delle belle vacanze, e comincia a dire il Zè Fortunà, il Zè Fortunà e il Zè bravo, ma il Zè è un po' mona, e rimane mona, capisci? Sì. Invece se uno dice il Zè è mona, ma il Zè invece che voglio bene, il Zè Fortunà, resta Fortunà. Dipende cosa un amico ti vuole. Sì, cosa ti vuole dire. Quale messaggio vuol lasciare nell'orecchio degli altri? Tu hai paura un po' della gente, del jet set, i VIP, che poi dopo a me fanno anche un po' tenerezza, se devo essere sincero con me stesso, insomma, una certa parte del mondo dello spettacolo, insomma, mi fa tenerezza, se non dire che mi fa pena, ma anche là ci sono uomini VIP di serie A e uomini VIP o donne di serie B, anche là c'è una micro società che rispecchia la società globale. Credo che tu abbia usato una parola appropriata, che non ho mai usato ma che userò d'ora in poi. Io ho paura della gente dello spettacolo, mi fa paura, perché cambia opinione. Ecco, qualcuno a volte mi dice, tu hai paura di quello che dicono di qua, quello che dicono di là, o per esempio, tornando al discorso di Enego, quello che dice qualcuno di Enego. No,
Non ho paura, è un loro punto di vista. Di alcune persone magari mi stimano, magari non mi stimano, poi sulla bisessualità o l'omosessualità hanno la loro opinione, ognuno fa quello che vuole, vive quello che vuole e crede di fare quello che vuole. E io questo non mi fa paura. Mi fa proprio paura la gente dello spettacolo. La gente dello spettacolo perché è talmente... Guarda, alcune trasmissioni tipo l'Isola dei Famosi, queste trasmissioni qua, ti indicano chi è la gente dello spettacolo, molto spesso è talmente insicura, talmente provata, talmente lacerata dentro, che è disposta a fare qualsiasi cosa. Allora io sto sempre molto attento e la gente dello spettacolo, in linea di massima, con qualche eccezione che va considerata, va tenuta a debita distanza, al punto tale ti dico che io ne frequenterò 3 o 4. Li conosco tutti, li ho frequentati tutti, ma una frequentazione assidua non la considero minimamente. Innanzitutto è stressante, perché poi le persone dello spettacolo parlano sempre e solo di se stesse. Quindi io non sopporto una persona che parla sempre solo di se stessa. C'è molta ipocrisia. Mi affascina una persona che tiene banco, che parla di tante cose, anche con una certa veemenza, con una certa forza, ma una persona che parla di se stessa e poi soprattutto in terza persona non può essere mia amica, non la frequento e stia alla larga da me perché mi fa paura, come hai detto giustamente. Guarda, io Diego, quando parlo con te è una soddisfazione per me che sono un cronista, sono un arcrono, a me piace fare delle domande, poi forse saranno anche stupide, però se qualcuno è capace anche di rispondermi, allora io vado a nozze, come dire, oggi viaggio in prima classe, quindi ti ringrazio. Per chiudere il discorso che abbiamo fatto, questa prima parte, tu prima hai fatto una considerazione dell'eremita. In qualche maniera l'eremita si ciba anche di spiritualità, può essere la musica, può essere miliardi di cose, un cielo stellato, e chiudiamo proprio con Walter Chiari che è stato un po' l'eremita perché è morto in solitudine. Ecco, tu ci fai mai caso questo, oppure non è che ti viene mai in mente di dire poi in soldoni, se io sono stato sempre coerente con me stesso, in un mondo di coerenti cosa mi ritroverò? Io finirò eremita la mia vita. E anche il tempo della mia vita, se riesco, lo voglio gestire io. Proprio l'ultimo tempo, l'ultimo momento. Infatti io non mi vergogno di dire, non ho nessuna difficoltà a dire che se sarò in grado, dopo, se arrivo ad essere ancora più vecchio di quello che già sono, e vedo che non avrò le forze sufficienti per farcela, io ho già preparato tutto il mio piano. E sarà un piano dove non disturbo nessuno, dove sparirò, dove non sapranno nemmeno dove sono. E finirò da eremita, proprio perché penso che la cosa peggiore da fare, superata una certa età, sia quella di fare i saputelli, quelli che sanno, i saggi, i predicatori. Ecco, io non voglio fare. Oppure, peggio ancora, quando a una certa età cominciare a frequentare tanto per sentirsi una paccata sulla spalla, tanto per avere un invito a cena, tanto per avere un invito a bere un tè, e poi appena esci dicono Madonna come che sei diventato vecchio, poveretto come che io vedo malamente, Madonna. Ecco, quello io so già che mi toccherà quello. Allora, prima che mi tocchi decido io quello che devo fare. Se invece vado via prima, allora il destino vuol dire che ha voluto questo. Ma viva l'eremita, quando l'eremita ha sul comodino un bel po' di libri che è andato a prendersi in pianura. Hai dato una visione un po' pirellandesca, insomma, della vita, siamo un po' tutti perindelliani. Pirandello non a caso è ancora attuale. Un'altra domanda è quella che ti vorrei fare, ed è una domanda che pare anche banale sotto certi aspetti. Sempre questo distacco che hai nel mondo dello spettacolo, che tanto ti ha dato in qualche maniera, e tanto stai dando tu adesso, per quello che prima tu non mi hai risposto tanto alla domanda di cosa ti senti oggi, se sei più uno stilista o più un filosofo, uno scrittore, perché da quello che tu dici in effetti stai facendo un make-up interno, ma anche a coloro che ti ascoltano, quindi vorrei sentire cosa ti senti tu oggi. Un curioso del mondo. Non posso darti una definizione di quello che mi sento. Io professionalmente parlando mi sento un uomo preparato nel mio lavoro, molto preparato, molto attento, molto rigoroso con se stesso, molto rigoroso con i suoi collaboratori. Per cui mi sento un uomo professionalmente molto serio e molto preparato. Come scrittore credo di essere un narratore, come dice Henry De Luca, senza paragonarmi per l'amor di Dio, perché Henry De Luca è uno dei scrittori più grandi d'Europa. Io penso che di raccontare delle cose con animo sincero e saperle scrivere, ma fondamentalmente più passa il tempo, se devo proprio darti una risposta, mi sento un passeggero, un navigante, un curioso della vita che vorrebbe ancora vedere delle belle albe e dei bei tramonti. Eremita adesso curioso, riapriamo un'altra parte di intervista con la curiosità. Non trovi che i giovani d'oggi siano poco curiosi?
No, io trovo che siano molto curiosi, trovo che quelli della mia età, a partire dalla mia età andando in giù, quindi io ne ho 61, 60, facciamo 60 per fare il conto tondo, anche se 61 li ho già compiuti, però da 60 andando in giù arriviamo a 41, no? Io penso che quel ventennio lì abbia massacrato i giovani, abbia creato la società malata, piagata e sotto certi aspetti catastrofica, che vediamo oggi sotto i nostri occhi in continuazione. Io penso che siamo stati noi di quel ventennio a ridurre così questo paese, un po' in tutte le nazioni, ma adesso sto parlando dell'Italia, certo. E abbiamo tolto i sogni ai giovani, abbiamo tolto l'innocenza, abbiamo tolto la possibilità di misurarsi, abbiamo tolto la possibilità della carezza ai giovani. Adesso abbiamo fatto capire che accarezzandoli i giovani ti possono andare a denunciare, non c'è più la stretta di mano giusta, io vedo i giovani come stringono le mani, a volte io tengo dei seminari ai giovani, vedo che piangono, dopo un po' raccontano della separazione del padre e della madre, allora piango anch'io perché mi commuovo, poi vedi come ti danno la mano, allora ti danno sta mano poveretti e senti che in sicurezza, poi ti guardano e sono pieni di timori, di tutto, ed è terrificante tutto questo. Io ho i brividi mentre dico questo, perché la vivo in continuazione questa... Me li stai facendo venire anche a me perché è quello che io penso. Io te guarda, soltanto guardarci sugli occhi per un'ora, guarda, credo che non servirebbe neanche a fare un'intervista. E poveretti hanno un grande vantaggio comunque, che sono giovani. E visto che siete giovani, se c'è un giovane che ci sta guardando, se ci sono dei giovani che ci stanno guardando, sappiate che è molto importante avere davanti un bel po' di anni nei quali si può capovolgere tutto. Però guardatevi allo specchio quando avete persone che vi tolgono l'energia intorno, che vi danno stimoli negativi, che vedete che vi danno delle indicazioni sbagliate che voi non sentite, seguite il vostro istinto, il vostro buonsenso, abbiate un po' di eleganza e un po' di buon gusto nell'affrontare le cose e abbiate anche, qui ripeto una parolaccia, ma non vedo come potrei dire diversamente quello che sto dicendo, abbiate la possibilità davanti allo specchio, prima di mandare a fanculo gli altri, di mandare a fanculo voi stessi, che è di fondamentale importanza. Bene, dicevo prima che a volte è liberatorio un bel vaffanculo, non è che faccia del male a nessuno, sì. Voglio dire. Riguardo a quello che dicevi prima, 60 anni, torniamo indietro di 20 anni, mi viene un po' in mente la citazione che fece Giorgio Gaber, la nostra generazione ha fallito, no? E infatti la nostra generazione è quella dei cinquantenni, sessantenni che hanno insomma dato tutto ai loro figli, cellulari, iPod, tutte le tecnologie più impensabili, addirittura mamme che a 6 anni danno il cellulare ai figli, così una sorta di guinzaglio a distanza, cioè, li abbiamo resi insicuri e questo che dicevo, cioè, la responsabilità è di noi adulti, allora mi pare di aver capito. C'era un mio amico che non c'è più perché si è spostato, nel senso non è più sulla terra, ma lo spirito aleggia, e aveva un negozio di antiquariato ad Asiago ed era un mio grande amico, avevo fatto anche l'istituto d'arte di Nove, di ceramica all'epoca insieme, e poi lui ha preso una strada, io un'altra, e lui mi diceva sempre, era in dialisi da tanti anni, e mi diceva sempre una frase bellissima che io ho riportato anche in un libro: i giovani d'oggi per diventare di razza dovrebbero... ai giovani di oggi per diventare di razza mancano i cortili, i no e la fame. Io infatti dico sempre, mio papà è stato un papà meraviglioso perché mi ha sempre detto di no, e al 50% non mi ci ha azzeccato. E il cortile ti sembra poco interessante? Il cortile? Assolutamente. Dove sì. hanno più i cortili? Hanno tutti, ma poi si i marchingegni che li portano, certo. Ma si ritorna poi alla politica. Certo. Ma la politica anche architettonicamente ha fatto dei disastri. Io voglio dire, Mussolini è una storia passata, però lui aveva questa concezione di questi condomini con le corti, no? con i grandi cortili, un po' come si usa anche adesso in Brasile, che ci sono sale però per poter stare insieme, per l'aggregazione. Ecco, rientriamo in un'altra fase dell'intervista, che questa televisione in qualche maniera comunque ha veramente fatto da sparti di traffico, nel senso che ha voluto mettere in onda tante cose ma non sempre positive. Mi viene in mente quando succede un evento, si parla di Berlusconi non per le sue squisitezze o per le sue, ma sempre perché dando sempre qualcosa che per noi è la bacchetta magica della curiosità, la sessualità di Tizio, di Caio e Sempronio. Insomma, è un po' come dire, è una brava persona, però... Allora mi viene in mente il discorso che abbiamo paura addirittura di fare una carezza ai bambini perché sennò ti prendi una denuncia. Allora questo è stato il buon pensare, il ben pensiero dei media che in qualche maniera ci hanno messo in questa condizione.
Ah certo che ci hanno messo in questa condizione, d'altronde la morbosità in questo momento, in questa società italiana paga, è uno dei paesi in cui ci sono più giornali di gossip al mondo e onestamente viviamo proprio morbosamente per sapere come è andato quel delitto, come è andato questo. Io credo che questa sia una metastasi sulla quale bisognerebbe fare una bella riflessione. Una diagnosi, una riflessione, ma soprattutto mettere in atto una cura. Mettiamo alcune cose che poi dopo ce le ricordiamo al termine della trasmissione. Un'altra cosa che a me infastidisce, ma non so se a te provoca lo stesso sentimento, è il fatto proprio di questa morbosità che abbiamo nei riguardi del personaggio. Abbiamo citato Berlusconi, ma se no si deve parlare anche dei preti, si deve parlare di sempre un mondo torto, sempre un mondo che la gente da casa, insomma, si sente inquieta. Allora la gente cosa deve fare? Spegnere la televisione. Voi quando siete nel mondo dello spettacolo, che tu ti trovi con qualche giornalista che è impegnato nel suo mestiere, a volte non si vergognano di dire delle notizie perché sono più che altro notizie date dal loro datore di lavoro piuttosto che da loro stessi? No. Non si vergognano? No. La vergogna non è un atteggiamento, un sentimento e qualche cosa che può provare la gente del mondo dello spettacolo o comunque del mondo dell'informazione. La televisione ha il vantaggio o lo svantaggio di annullare la personalità e l'identità dei soggetti. Di fronte a quella lucetta nella quale sto guardando io in questo momento, la maggior parte della gente dello spettacolo, ma a volte anche dell'informazione, eccetera, diventa suddita. Invece un grande comunicatore che era Funari mi diceva sempre: ricordati, Diego, che quella lucettina lì che vedi in fondo, dove dietro abbiamo in questo caso anche una bella donna truccata bene, ma non è sempre così, a volte ci sono dei ciospi pazzeschi dietro a quelle macchinette lì. Però mi diceva sempre: quella ricordati che deve essere la tua serva, non la tua padrona, perché se quella è la tua serva comunicherai in modo sincero e comunque, se non sincero, almeno semplice, se no rimane tutto condizionato. E io la gente dello spettacolo vedo, e non soltanto la gente dello spettacolo, quanto è condizionata da quella lucettina rossa sulla quale in questo momento sto puntando un dito, che a casa la gente non sa, ma noi in questo momento siamo in uno studio molto carino che rispecchia quello che è un cortile di una casa bassanese, con dietro tutta una cosa meravigliosamente luminosa della piana A, però dietro ci sono tecnici, c'è una regia, ci sono delle telecamere, e dietro questa lucetta che non mi condiziona, perché di quella lucetta a me personalmente non frega proprio niente. Lo si vede. Però c'è stato un tempo in cui quella lucetta condizionava molto anche me. E quindi io ero molto attento a come mi mettevo, a che cosa facevo. Invece qua mi sono portato il mio tè, fra l'altro buonissimo, che mi porto sempre dietro. Oltretutto è anche confortevole, anche molto rincuorante da parte vedere. Però io volevo anche parlare di un libro di un amico mio, se me lo portano qua. Ma io sono più che contento. Me lo porta qua. Guarda, abbiamo anche una valletta, se ci viene perché qua. C'è dov'è anche il una libro? Valletta, che meraviglia. Sì, dai, in qualche maniera. La valletta, c'è proprio la valletta vera. Mamma mia. C'è il valletto. Che poi andiamo a trovare, ragazzi. Eccolo qua. Tanto salutiamo lo conoscerà mezza Italia, sì. Ormai è famosissimo. Però non è microfonato. Però Romano Cornale ci dovrà spiegare tante belle cose sulla ciclopista del Brenta, ma in un'altra Aspetta che mi alzo un attimo, stagli un secondo, perché così se tu ti metti di qua, noi usiamo tutti e due, tu usi il mio stesso microfono, vedi? C'è un problema? Stiamo creando un problema tecnico? Tranquillo. No. Dici di questo libro. Allora, sì, dici di questo libro. Io l'ho letto ed è un libro, e tu narri una serie di vicende tue legate ovviamente alla tua grande passione. Però Milano-Taranto lo trovo un po' riduttivo, perché in effetti tu dentro racconti tutta anche una serie di incontri, di emozioni, di personaggi coinvolti. E allora, senza che facciamo tutta la trasmissione sul libro, perché sennò dopo dicono guarda e azienda fa sta roba qua, perché quell'altro che dà trottine fritte gratis, qua poenta, invece non è vero questo. No. Allora, disi del libro. No, è un libro che parla della Milano-Taranto, e poi dopo mi piacerebbe anche... Perché non parli più? Sei sempre così chiacchierone, qui non parli più, qui devi parlare. Milano-Taranto, cos'è sto libro? Dai, romano. Milano-Taranto? Cioè no, non è Milano-Taranto, è Taranto-Milano. Devi parlare qua. È Taranto-Milano, Cioè, non è in motocicletta? Milano-Taranto. Da solo. Da solo? Con una moto di 60 anni, come lui. L'Averda? L'Averda, 75 cilindrate. Da solo? Con lo zaino.
Come gli eremiti. Come gli eremiti. Io ti Sto ringrazio, morendo Romano. come Questo- vorrebbe morire lui da eremita, ma... No, questo è un libro che comunque recupera un po' la tua passione, però io ti suggerisco anche, oltre a questo, che è un libro, Milano-Taranto però c'è scritto qua, non Taranto. Andata e ritorno. Milano-Taranto, andata e ritorno, quindi Io anche ho fatto il Taranto. ritorno. Però io adesso ti esorto a scrivere in futuro, perché secondo me è interessante sapere come in una realtà come la Valbrenta, perché si chiama Valbrenta ancora lì, no? Comune di Enego. Valsugana, comune di Enego, perché Valsugana diventa dopo. Quindi come a un certo punto un signore un giorno decide, passando da posti prestigiosi dove ha fatto il barman di altissimo livello, decide di prendere un posto diroccato e fare una realtà al punto tale che dicono andiamo al Cornale, non da Cornale, perché pensano che quella località si chiami È una Cornale. località, è vero. Ecco, allora mi adesso te congedo, te asso, il libro lo fermo No, dammi a me che poi lo faccio vedere, dai, Ecco, no, pure a me, grazie. tanto qua facciamo tutto quanto. Secondo me questa storia tu la devi scrivere perché è molto bella. È vero. Grazie Romano. Ciao. Ma tanto sarà con noi Grazie presto. Romano. Prego. Il Valletto va. può andare, tanto vediamo questo libro. Milano-Taranto, Taranto-Milano. Ma Romano Cornale ha qualcosa che altri non ha. Ha il desiderio di rimpossessarsi di un territorio meraviglioso come la Valle del Brenta. Però la Valle del Brenta è un po' come Enego. La gente della Valle del Brenta forse non è capace di vedere oltre al proprio naso e se gli piazzano una ferrovia e se gli piazzano un'autostrada è perché un po' se lo meritano. Perché qua ci servono di quelle soluzioni incredibili che a volte mi viene in mente soltanto potenziare la linea ferroviaria a doppio troncone avrebbero risolto tutti i problemi di questo mondo, con Primolano e Cismon, due mega strutture, mega stazioni, potrebbero raccogliere veramente tutto il traffico su gomma, ma qua proprio non ci sentono. Però adesso la pubblicità, poi dopo di nuovo. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante dotato di 60 coperti è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Oltre alla Valbrenta ricordiamoci Roberto Cristiano Baggio, autore di questo libro, penso a quattro mani con Romano Cornale, quindi l'autore va sempre citato. Allora Diego, si parlava della Valle del Brenta, ma per raccogliere sempre un po' la stupidità che un po' ci circonda anche ai bassi livelli, cioè bassi nel senso non soltanto i media ma anche coloro che raccolgono l'informazione dei media non hanno tanto cioè non hanno mai neanche lo stimolo di dire facciamo qualcosa per me che è per gli altri. Ecco, questo è stato un po' il rapporto che ha avuto la televisione, che hanno avuto i media
facciamo delle cose per noi piuttosto che per gli altri, e un po' questo è il messaggio che è arrivato a noi, cioè oggi c'è la cultura dell'io sono, io e basta che vivo io, poi dopo degli altri me ne frego, e basta che io abbia la macchina, la partita di calcio e la Formula 1, poi possono anche violentarmi la moglie che non me ne frega un tubo, cioè anche questa è la somma. Hai fatto la domanda e ti sei già dato la risposta, nel senso che anch'io Io vado via. No, nel senso che anch'io penso questo, e d'altronde che si fa? C'è un egoismo imperante, non ci sono dubbi, ma non c'è, io non credo ci sia una soluzione, credo che purtroppo una soluzione sia legata a qualche cosa che ci scuota fortemente, che ci faccia scendere in piazza, che ci faccia in qualche modo indignare al punto di non poter più stare nelle case e quindi dover uscire per dirlo. Se non arriva quel momento lì, secondo me noi continueremo a precipitare, questa è la mia sensazione, però, ripeto, è un pensiero assolutamente opinabile. Diego, io vedo la televisione come tutti, e poi dopo certamente è il mio mestiere, la guardo sotto un aspetto più forse critico di altri, mi piacciono alcuni conduttori, altri un po' meno, però parliamo dell'omosessualità, come la interpreta la televisione. Gli stessi uomini o anche donne che sono dichiaratamente omosessuali, secondo il mio punto di vista, poi ho bisogno della tua benedizione, ne fanno un uso strumentale che vanno a farsi addirittura del male, perché non mi pare che poi dopo a livello di chance nella televisione manchino gli omosessuali, ci sono, per cui voglio dire hanno anche modo di poter parlarne ai cuori delle persone, perché per me l'amore è universale come è giusto che sia. Guarda, io nella mia vita ho imparato a dividere gli esseri umani in 4 categorie, sessualmente parlando. Gli eterosessuali, i bisessuali, gli omosessuali e quelli che fanno parte dei fantasiosi. Ti sembra strano, ma io credo di far parte della 4ª categoria, anche se ovviamente io ho una parte della mia vita che è sempre stata portata ad essere tranquillamente e gioiosamente omosessuale. Con questo non vuol dire che non abbia avuto rapporti eccellenti con delle donne, sia sessuali sia sentimentali, soprattutto con una in particolare che nominerò sempre, che mi ha dato una delle più belle storie d'amore della mia vita, che è Anna Del Bene, che adesso vive sulle montagne toscane. Detto questo, ti posso però sottolineare che quello che hai detto tu io lo condivido, e da sostenitore dell'omosessualità sotto certi aspetti, forse non dovrei dirlo, ma io quando vedo certe esternazioni, quando vedo certe manifestazioni egocentriche, quando vedo certe manifestazioni folcloristiche da parte di certi omosessuali sia in televisione sia in altri posti, francamente mi malinconisco, perché dico, pensa come in questo momento stanno facendo un pessimo servizio alla causa omosessuale, se si può chiamare causa, e in qualche modo si fanno del male da soli perché si isolano, perché possono sembrare, loro pensano di essere divertenti, molti di questi, invece non sanno che poi appena girano l'angolo la gente dice Madonna se nascesse così. Quindi io però questa cosa non l'ho mai vissuta, perché la mia parte omosessuale l'ho sempre vissuta con un senso di curiosità, di libertà, gioiosamente autentica, insomma. Gioiosamente autentica, ma anche gioiosamente fiera di tutta una serie di cose che se io non avessi avuto come istinto sarei andata a cercarla io. Certo. Io, se fossi stato solo etero, avrei voluto avere un'esperienza omosessuale nella vita, e se fossi stata una donna avrei voluto un'esperienza con una donna, cioè ho questo tipo di spirito perché sono curioso. Detto questo però posso anche dire che dall'altra parte ci sono persone che vivono invece morbosamente il desiderio di sapere quella bella donna lì dietro la telecamera, come si chiama lei? Alessandra, che cosa farà stasera e per cosa che ha messo quel rossetto rosso, che le sta benissimo, cosa che te fetie per cosa che te hai messo quella cravatta bianca, cosa che fa sommi se mi fermo in autostrada a bere una roba, è da dentro ma già sta 20 minuti in più. Ecco, c'è gente che vive così, allora questi sono molto peggio delle persone, perché hanno dei fallimenti in corso. Guarda, tu potrai confermarmi questo, chi si occupa dei fatti degli altri, non di un vestito, del fatto, chi si occupa dei fatti degli altri è perché ha una vita fallimentare propria,
Perché se tu hai una buona vita piena di cose, di interessi, non ti occupi dei fatti degli altri, lascia che... Però ecco, il folklore comunque è sempre un segnale di insicurezza, è sempre un segnale che precede il baratro. Ogni tanto io parlo di colori e quando arrivo al colore viola dico sempre il viola è un colore difficile, donne e uomini, ricordatelo. Il viola è come l'omosessualità, va portata bene se no si fa una pessima figura. Bisogna essere chiari. Sì. Bene, allora, detto questo, mi viene in mente un'altra cosa, no? È quella che, sempre riguardo i media, io non è che ce l'abbia con i media, noi facciamo una trasmissione autogestita, ce la paghiamo, insomma, facciamo i nostri sacrifici. Beh, insomma, i media sono, molti media, non tutti, sono gli autori dell'etamaio nel quale ci troviamo. Questo sono d'accordo, però mi viene sempre in mente, c'è una società civile e una società sensibile, allora mi viene in mente che la società omosessuale debba essere sensibile, perché ha un quid in più, ha anche una sofferenza, un bagaglio di sofferenza maggiore rispetto ad altri, no? Nell'immaginario. A volte ha un quid in più, a volte ha un quid in meno. Vabbè, Quando mi dicono gli omosessuali hanno una marcia in più, molte volte una marcia in meno. Certo, però adesso non parliamo di cambi perché sennò divaghiamo. Mi viene in mente che proprio coloro che hanno in mano un potere anche importante, come Canale 5, anche la Rai, non abbiano mai discriminato il fatto che gli omosessuali ci sono, parlano e hanno un grosso potere. Ma mai nessuno ha detto, io non ho mai visto uno a presentare un telegiornale o Sanremo in carrozzella. Allora la discriminazione mi piacerebbe capire cos'è da puro cittadina. Allora non è che siamo proprio così cattivi che si discriminano. Forse i primi discriminanti sono proprio gli omosessuali in questo. Guarda, tu non so se hai mai notato, sono cattivo, e anche Alessandra, ormai io parlo di Alessandra come fosse, mi pare giusto, perché fosse mia amica, e anche Alessandra lo saprà. Fra tanti tecnici ho preso Alessandra perché chiaramente anche la regia, ormai Alessandra è il mio punto di riferimento. Tu sai quante volte si usa, e anche tu Alessandra, sai quante volte si usa la parola bisogna tollerare, No, mio papà, che non capiva niente, faceva appena la sua firma, e diceva sempre, non stai usare la parola tolleranza, perché tolleranza vuol dire che bisogna fare un sforzo per arrivare là, invece bisogna capire. Allora se te hai una comprensione, vuol dire che te hai già risolto tutto. È così, è vero. È proprio allora, la parola che io abolirei. E comunque tornando al discorso, ti voglio anche dire questo, perché dato che so che la vostra trasmissione è molto seguita, a casa i Varda molto spesso questi programmi, e dopo si fidano soltanto di quelli che, non si fidano, giudicano magari quelli che dichiarano di essere omosessuali, ma non sapete che cosa c'è dietro, di quelli che non dicono. C'è un presentatore, per esempio, che vedete tutte le domeniche, molto seguito, che adesso è in vacanza da fidanzatino con un mio amico. Ed è andato in una località interessante. Fammi fare il mio mestiere. Ma ma non farò il nome neanche sotto tortura. Ho il dovere di chiedere. Ce n'è uno che faceva il giornalista a Rai 2, dopodiché ha fatto una trasmissione importantissima, dopodiché l'hanno spostato di orario. Adesso credo che non stia facendo niente e che pratica. Quindi insomma, non è che... c'è una famosa presentatrice televisiva, famosissima, di più, che proprio così etero non è, anche se si è sposata e anche se puntini. Non vuol dire nulla. Quindi potrei farvi almeno 40 nomi di situazioni private e provate. Ma questo lo dico serenamente, io non farei mai una cosa del genere perché non è il mio stile e non lo farei mai. Per dire che poi nella vita bisogna essere equilibrati in tutto. Io penso che si possa dire tutto anche di se stessi. Però bisogna sapere, un mio amico che ormai è sottoterra mi diceva sempre, Diego, ricordati una cosa, che non è importante quello che si fa, è importante come lo si fa. Però una domanda un po' difficile te la devo fare adesso. Fammela, dai. Secondo te adesso finora le hai fatte semplici, No, mi viene in mente, sempre anche nei rapporti di coppia, tra uomo, donna, oppure anche nella società, è la mentalità, un po' la cultura confessionale che è stata principalmente veneta, no? Il confessionale era, siamo in tre, parte uno e di quello si parla male, no? È quasi una consuetudine, un po' in tutta Italia comunque. Ma mi viene in mente, nei rapporti di coppia, quando uno è, come dici tu, radicalmente convinto di quello che è, non ne trae vergogna, però secondo te non è che parte svantaggiato, io sono questo
e gli altri nascondono, quelli che nascondono non ci fanno molto in questo, cioè nel senso se ne approfittano di vedere una persona che è franca. Cioè la persona franca... No, la detestano. Ho capito, però la persona franca che si confessa in questa società parte debole. Però hai ragione, però la persona franca, io per esempio che credo di essere un uomo franco, francamente, sì. Francamente franco, credo di essere franco. E lo si vede. Per me è una forza enorme per quanto mi riguarda. Ma io posso guardare in faccia alle persone, posso aprire i miei armadi, non ci sono dentro cadaveri. E poi io dico sempre, esterno sempre un pensiero che piace sempre a tutti, visto che non l'ho detto qua, lo dico. Il grande privilegio di un uomo è anche, uno dei grandi privilegi di un uomo è anche essere detestato dalle persone che non stima. Ogni tanto viene da me a dirmi, guarda qui, sai cosa che è il gadito? Ah, guarda, il gadito di ti, peste e corna. E mica dico, guarda, mi sempre sta sui... Quindi dov'è il problema? È bello essere detestato da uno che tu non stimi, che una mezza figuretta, che tu concedi un leccapiedi. Però ci va carattere, Diego, non tutti sono Diego certo, Dalla Palma. Certo. Cioè voglio dire, il marito confessa, e quasi sempre perché il marito è più pirla, confessa il tradimento alla moglie. La moglie diventa più forte e poi chiaramente lo giudica, quando forse la moglie ne ha fatte chissà quante prima. Cioè, questo è soltanto un esempio. Cioè, io dico, bisogna avere anche la forza di dire, se io faccio le cose devo crederci talmente tanto che non è una vergogna, deve essere un atto di forza il mio. Guarda, l'atto di forza è quello di non pensare che ci sia sempre qualcosa di male in noi, se è una cosa spontanea, se è una cosa di cui dobbiamo... Per esempio, c'è gente che non mi sta chiedendo e vedo che vorrebbe sapere se io sono stato veramente assalito 2 mesi fa a casa mia, pestato, e se veramente sono finito in ospedale privo di conoscenza per un paio di giorni, se veramente è accaduto tutto questo. E io dico, certo che è accaduto tutto questo, è stato molto difficile, un momento terribile, drammatico della mia vita, per giunta gesto compiuto da una persona che conoscevo da parecchi mesi, soltanto per un vile approccio di richiesta di prestito di soldi rifiutata da me, persona con la quale avevo un eccellente rapporto sotto tutti i punti di vista. Però se io mi vergognassi di questo, vorrebbe dire che quel tipo di tempo che ho passato con quella persona, eccetera, vorrebbe dire che è un tempo brutto della mia vita. Se io mi vergognassi delle storie d'amore che ho avuto, sia con donne sia con uomini, che magari non sento più, vorrebbe dire che io ho passato, rinnego un tempo della mia vita. Io non rinnego nulla della mia vita. Neanche le cose peggiori. Quello che dici è talmente... E quando tu parlavi poco fa, ma bisogna avere la personalità di Diego Dalla Palma, io non sapevo, credimi, io da ragazzo e quando ero giovane non sapevo guardarmi allo specchio perché avevo paura di tutto, camminavo ingobbito, tenevo le manine, i pugnetti chiusi perché ho le mani molto segnate, allora avevo paura che fosse mande un vaccaro, che fosse segnare, perché mi sembrava che allora essere vaccaro, sai, all'epoca, mica adesso i vaccari sono industriali, vivono bene, ma noi eravamo a lume di candela, le cose, e quindi avevo paura che quella fosse quasi una condizione sociale nella mia stupidità. Adesso andrei fiero di essere figlio di vaccari e vaccaro. Però tutto questo è frutto di lavoro. Ho lavorato su di me, quindi chi a casa dice ma come sai che l'ha fatto? Ho fatto rimboccandomi le maniche, facendomi forza tutti i giorni, cercando la luccicanza nella vita, la luccicanza, non bisogna trovare il buio. Mio papà ne sentiva magari a volte baruffarmi e mia mamma andava fuori e mi diceva qualcosa ti si da fuori, perché guardo il panorama e dice almeno qua prendo una lezione di vita, se sto dentro da voi la perdo. E aveva ragione, bisogna sempre cercare di andare avanti, l'ottimismo, la luccicanza. Io quando mi è successo questo fatto 2 mesi fa, io ero un uomo, per i 5 giorni a seguire credevo di essere un uomo finito, perché non avevo più voglia di mangiare, di camminare. Poi ho preso coraggio e ho detto adesso vado a farmi un bel viaggio e torno fra un mese, da solo. Ed ero pieno di lividi, di cose, perché è stata una roba molto drammatica, molto pesante. Ma guarda come sono ora, capisci? Ho cercato la luccicanza, bisogna cercare la luccicanza. Ti faccio una domanda che io so già la risposta, perché insomma in qualche maniera forse conoscendoti, però sulla questione delle coppie omosessuali e della famiglia di fatto per adottare bambini. Tu che posizione hai?
Io personalmente, se si vogliono sposare 2 donne o 2 uomini, a me non fa né caldo né freddo, perché se loro sono contenti, io sono contento che le persone siano contente. Grande, e questa è la cosa migliore. Se non fanno del male agli altri e se non creano dei problemi, perché non dovrebbe succedere questo? Io personalmente non mi sposerei mai, né con una donna né con un uomo, ma io sono contro un contratto. Per cui mi sembra strano che un omosessuale voglia sposarsi con un omosessuale, ma, ripeto, se lo vuol fare. Sull'adozione dei bambini, io ho una mia idea, vedo che anche amici miei, etero, marito e moglie, che hanno adottato dei bambini, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma il 60% dei casi è stato catastrofico. Cioè proprio sono cresciuti con delle problematiche, loro si sono rovinati la vita, eccetera, eccetera. Quindi io dico, però attenzione, hanno dato comunque felicità a un bambino che magari sarebbe finito male, certo, sarebbe finito peggio. Quindi io dico, se serve a dare un bambino a una coppia di 2 donne, di 2 uomini, di una coppia di uno solo, uno solo, non una che coppia. si prenda cura. Il tuo fratello che vive da solo dice, guarda, che sei un boccia, poveretto del Brasile, non è là che è pieno di formighe che omagna in un angolo da stare, e lo porta a star meglio. Ma che cosa c'è di più bello? Quindi io dico, non giudichiamo, cerchiamo di dare la possibilità agli altri di essere migliori, e dando la possibilità agli altri di essere migliori abbiamo un'occasione dietro l'angolo per essere migliori noi stessi. Siamo quasi in conclusione. A casa tua c'era il matriarcato all'estremo? A casa mia c'era il matriarcato all'estremo ma erano donne tutte forti. Devo anche fare una confidenza, erano poi parzialmente innamorate dei loro uomini, perché i loro uomini erano molto più deboli rispetto a loro, erano donne con un carattere forte. Mi ricordo che una volta ha avuto il marito malato, non è che andasse d'accordissimo col marito, erano un po' separati in casa. E allora siamo andati a trovare, il marito era appena uscito dall'ospedale, lei stava sferruzzando, vestita di nero, col letto, stava sferruzzando per fare un pitocco, si chiama adesso, che vuol dire uno scialletto. E allora stava sferruzzando, noi siamo arrivati, io, mamma e una mia amica da Milano, no? C'era lui seduto sul divano, poveretto provato appena uscito dall'ospedale, e lei lì che sferruzzava. Allora a un certo punto la mia amica di Milano fa, poveretto, è appena uscito dall'ospedale, e lei, mi potete inquadrare per cortesia? Mi potete inquadrare? E lei, mentre sferruzzava, poveretto, la mia amica, è appena uscito dall'ospedale, poveretto, e lei? Che il crepe. Avevano teatro puro. Io sono nato e cresciuto in mezzo a delle figure femminili molto maschili e figure maschili molto femminili. Questo mi ha aiutato. Tutti gli zii da parte di mio padre erano tutti con nature un po' femminili, maschi, ma con nature un po' femminili. Questo mi ha dato, devo dirti, un senso di leggerezza nell'affrontare la mascolinità. E nello stesso tempo la mia parte femminile, che ogni uomo ha, l'ho vissuta con un tale senso anche di ammirazione, perché erano a modo loro, nella loro semplicità, erano tutte eleganti, piene di personalità, con intelligenze vivaci e poi soprattutto scomode, ma una scomodità che a lungo andare vera. Poi... Sì. Ecco, siamo proprio in chiusura, ma questo tuo amico l'hanno arrestato, la gente sarà curiosa e mica sarà fuori, no? No, il mio amico, allora mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché ahimè questa è la cosa più squallida di questo paese. L'hanno arrestato, hanno avuto la conferma che è successo tutto, anche perché sono state fatte le impronte, le indagini, certo. Sì, tutto, l'hanno rilasciato in attesa di giudizio e di processo. L'hanno chiamato per il giudizio e per il processo, sparito. Quindi, non c'è più. Se ci ascolta, posso dargli un consiglio? No, non ci ascolterà, sarà all'estero. Beh, ma metti che qualcuno lo conosca. Sarà all'estero. Se scrive un libro in Italia, se lui scrive un libro,
insomma è capace che faccia anche fortuna, perché torniamo probabile. all'inizio. Però che io questo messaggio non lo lancio. No. Pare che abbia fra l'altro conciato così anche una donna, una bellissima donna a Parigi, quindi insomma sono persone che si vede che hanno dentro il male e quindi lo devono... Allora, chiudiamo l'ultima domanda. Allora, Però c'è la luccicanza. Certo. C'è la luccicanza. Allora, tutti dicono che il comico Beppe Grillo fa ridere, a me fa ridere poco, però ha dato una risposta che forse la gente è un po' stufa di queste cose. Quando si parla di base. Fammi dare un giudizio all'uomo e non un giudizio al politico, Certo, perché all'uomo. il giudizio al politico, per quanto mi riguarda, sarebbe anche inopportuno e soprattutto non so esattamente come si è mosso politicamente, Certo. che cosa sta facendo. Però io ti assicuro, lo conosco da tanto tempo. Ed è un uomo che potrebbe passare ricco, che potrebbe passare il suo tempo viaggiando in barca, eccetera, eccetera, invece così ha una vita infernale perché ha 3 miliardi di problemi, cose eccetera. Ma ti posso assicurare che è un uomo veramente convinto di quello che fa, è un uomo di grande onestà. Con me è sempre stato, io ho lavorato anche con lui. Certo. E ti assicuro che umanamente è persona di primo ordine, dopodiché non giudico l'uomo politico, giudico Beppe Grillo persona. C'è un'analogia, anche il presidente Berlusconi poteva fare quello che voleva e starsene in panciolle. C'è un analogismo, però qual è la differenza? Berlusconi è stato un imprenditore, io ho lavorato con Berlusconi in televisione e lui, mi ricordo, avevo proprio contatto diretto con lui perché aveva fondato Buongiorno Italia, era il primo programma televisivo perché andava in onda soltanto, e io avevo aveva appena fondato la televisione, io facevo questa trasmissione il mattino, si chiamava Buongiorno Italia, poi avevo fatto una trasmissione con Loretta Goggi e con altri, ed era un imprenditore squisito e gradevole. Dopodiché, secondo me, si sono modificati molti aspetti. Io ho sempre detto, e sempre lo esternerò questo perché voglio essere un uomo chiaro, lui ha sbagliato tantissimo, secondo me, a mettersi in politica, ha sbagliato tantissimo ad attorniarsi di suonatori di violini orrendi, che sono quelli che ha, e ha sbagliato, a mio avviso, a non valutare un aspetto importante e metterlo prioritario, che comunque aveva una famiglia anche da salvaguardare. Ecco, tutto questo lo sta pagando. Lo sta pagando, secondo me, già pagato. Metafora della vita, insomma, un uomo ricco non sa di chi fidarsi, in qualche maniera, è vero. E poi ce n'è un'altra da dire, che un potente diventa un uomo potente quando si sente onnipotente o lo fanno sentire onnipotente, Ai deliri. è al momento del crollo, sempre così, sempre stato. Diego, io ti ringrazio tantissimo per quest'oretta passata insieme, è stato veramente un Se piacere. già passa un'ora. È già passata un'ora. Maria Spero tanto di ritrovarti a presto, Ciao, non facciamo Tosi. passare altri 4 anni. E insomma, ti ringrazio tanto. Ciao, grazie. Amici di O Bianco Nero, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è per giovedì prossimo con Scratch alle ore 20:30, sempre su questi canali, e per la prossima settimana con O Bianco Nero. Grazie Diego. O Bianco o Nero vi è stato offerto da Pasta Zara.